Ha costretto il suo compagno di stanza a vessazioni e alle peggiori torture. Lo riteneva responsabile di aver usato il suo profilo Facebook senza autorizzazione. Il quindicenne si trovava nella casa di accoglienza ai domiciliari in quanto ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nei mesi scorsi. Dentro la casa non si era affatto redento ed anzi ha continuato a mettere in atto comportamenti di violenza non solo fisica ma anche e soprattutto psicologica nei confronti del suo compagno di stanza, il quale a suo avviso si sarebbe permesso di utilizzare l'identità virtuale senza autorizzazione. Con il passare dei giorni le vessazioni sono diventate sempre peggiori, fino a sfociare in veri e propri atti di nonnismo. Lo costringeva ad atti di nonnismo come mangiare gli escrementi umani o leccare la tazza del water. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo dentro il bagno della stanza è stato un operatore, un educatore della struttura della Castellana, che ha immediatamente dato l'allarme richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e sottraendo la vittima dalla morsa del suo coetaneo aguzzino. Vistosi scoperto, il ragazzo non ne ha però voluto sapere di arrendersi. A questo punto l'aggressore si procurava un coltello minacciando di morte l'operatore intervenuto. Le accuse per il quindicenne vanno dall'evasione alla violenza privata, passando per le minacce ai danni dell'educatore.